Autismo e inclusione, Vicenza è la prima della classe, un modello di riferimento per tutto il territorio che guarda alle scuole e alle attività sociali come meta di inclusione, oltre che occasione di sensibilizzazione. Quest'anno per la prima volta abbiamo inserito tutte le iniziative, i progetti che riguardano una problematica importante come l'autismo nel POFT. Il POFT è una vetrina di progetti che ogni anno vado a proporre alle scuole, progetti che vanno a integrare la normale attività delle scuole, dove vede sempre il Comune impegnato a sostenere su varie problematiche. Si parte sabato 18 marzo, verrà presentato infatti alle associazioni del territorio in una veste più inclusiva grazie al modello vicentino il progetto Ci sto a fare fatica. Si fanno delle settimane alternate dove questi ragazzi giovani, che ci sono delle fasce di età in cui rientrare, fanno delle attività nel proprio territorio. Noi abbiamo preso spunto da questo progetto proprio per inserire gradualmente alcuni nostri ragazzi. Attività di inclusione fuori ma soprattutto dentro le scuole. Sono in tutto 9 gli istituti per un totale di 24 classi e 439 alunni che quest'anno hanno aderito alle proposte inserite nel piano dell'offerta formativa territoriale. Letture di piccoli libri se si trattava di una scuola dell'infanzia, di piccole storie sull'autismo, con la visione di alcuni video se magari si parlava di una scuola primaria, oppure anche con del teatrino portato ai bambini piccoli proprio per passare il messaggio in maniera soft ma comunque accattivante per loro.